In sede dello Spisal di Venezia è stata presentata oggi una iniziativa voluta dal COBIS e dallo Spisal stesso insieme alla Università Ca' Fosca di Venezia, denominata Sicurezza e Partecipazione. È un progetto di formazione che andrà verso un bacino di 4.800 imprese artigiane e i loro 20.000 dipendenti che lavorano e operano nel territorio di Venezia ed è vocato alla riduzione degli infortuni. Infortuni che in questi anni di attività di enti come il COBIS sono diminuiti sul territorio oltre il 60,5% in 15 anni. Si parla di 21.000 infortuni nel 1999 ridotti a poco più di 8.000 nel 2014 nelle imprese artigiane. Quindi il lavoro fatto ad oggi è un lavoro eccezionale, però non ci si accontenta e quindi adesso si scende verso il territorio per cercare di migliorare non solo l'infortunistica, quella fisica, ma anche per evitare tutta la serie di malattie professionali che possono essere debellate attraverso un corretto utilizzo degli impianti e una corretta sistemazione degli ambienti di lavoro. Noi siamo evidentemente una istituzione di controllo, ma ci teniamo anche ad essere un istituto di promozione e di assistenza, in particolare alle imprese piccole, come dire, che hanno delle organizzazioni un pochettino più deboli dal punto di vista appunto della gestione della sicurezza. E quindi ci teniamo moltissimo ai rapporti con le organizzazioni dei soggetti della prevenzione nelle aziende, quindi sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, in particolare se tali organizzazioni si presentino in un ambito di bilateralità, quindi in un ambito già dove collaborano per un obiettivo comune e quindi molto volentieri sponsorizziamo e appoggiamo queste iniziative. Nella piccola impresa sembra che negli ultimi 10 anni, da quando c'è la bilateralità in effetti che ha investito molto denaro, ci sia stato un grande recupero sulla sicurezza, sia negli incidenti che negli incidenti mortali. Quindi c'era molto margine da migliorare, però in effetti si ha grandi risultati con queste piccole imprese. Questo è vero, è verissimo, è vero in particolare sul fenomeno infortunistico, è meno vero invece sul fenomeno delle patologie professionali, dove forse c'è stata una più scarsa attenzione delle istituzioni, probabilmente bisogna recuperare attenzione su questo e quindi sì, come dire, il problema, che poi non è un problema, è anche una sfida forse, è che questo miglioramento, come dire, lascia uno zoccolo duro che è relativo sul piano, tornando al piano degli eventi infortunistici, a dinamiche infortunistiche un pochettino più complesse e queste dinamiche complesse molto spesso hanno come retroterra l'organizzazione aziendale. Quindi entrare nel merito dell'organizzazione della sicurezza come faremo oggi ci sembra appropriato e cruciale. COBIS io ritengo sia un meraviglioso esempio di coordinamento e bilateralità che le parti sociali sono riuscite a mettere in piedi in questi anni. Voglio solamente ricordare che il COBIS nasce in maniera abbastanza silenziosa nel 2003, ma oggi ha raggiunto dei numeri veramente importanti, interessanti. La bilateralità si è dimostrata, soprattutto nella sicurezza tramite il COBIS, un elemento trainante per quanto riguarda sia le aziende, i dipendenti, ma soprattutto per quanto riguarda le relazioni sociali. Questo ci ha permesso di mettere in piedi tutta una serie di progettualità che vanno dalla formazione ma soprattutto all'informazione. Siamo partiti nel 2010 con un progetto che si chiamava Laboratorio di Monitoraggio, un progetto molto interessante che ha visto coinvolte numerose aziende, abbiamo fatto una sorta di fotografia di quello che era lo stato dell'arte della sicurezza e oggi siamo qui a presentare il nostro secondo progetto molto interessante e molto importante che vede la condivisione non solo nostra ma anche di altre figure come l'università e lo Spisa che ci ha creduto e ci ha appoggiato in questo progetto. Da oggi speriamo un attimino di poter mettere un ulteriore tassello importante su quello che è la partecipazione e lo sviluppo della bilateralità, ma soprattutto della sicurezza per quanto riguarda le nostre aziende del territorio. Sicurezza e partecipazione è un progetto che vi vede coinvolti insieme al COBIS
vostro partner ormai usuale, e lo Spisal, per andare incontro alle esigenze di un bacino interessante qui nel veneziano. Si parla di oltre 4.800 imprese e quasi 20.000 dipendenti. Senza dubbio. Allora, Ca' Foscari è un'università virtuosa da un punto di vista della sicurezza, ha attivato un master importante, unico in Italia in scienze tecniche della prevenzione e della sicurezza, e ha dei percorsi formativi per studenti che sono un modello di riferimento. La collaborazione con il COBIS è una collaborazione che è all'interno del master, che avviene da parecchi anni e che si concretizza oggi con un'iniziativa di particolare rilevanza sul territorio regionale. In ambito legato alle piccole e medie imprese c'è generalmente poca attenzione viene data. Generalmente gli infortuni vengono invece a essere valutati quelli della grande tipologia di impresa. Quello che abbiamo voluto fare è cercare di proporre dei modelli virtuosi che vadano ben al di là dell'obbligo normativo per riuscire a sensibilizzare imprenditori e lavoratori a un miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere lavorativo. In altre parole, abbiamo pensato con il titolo Sicurezza e Partecipazione che questa misura dovrà essere condivisa tra tutti, dai lavoratori, dagli imprenditori in primo luogo, ma anche da chi li sostiene tutti i giorni, i sindacati, le associazioni di categoria e quindi il COBIS nella sua completezza, e poi sicuramente chi si occupa della prevenzione pubblica e quindi lo Spisal. L'università dà un piccolo contributo e un piccolo apporto da un punto di vista scientifico e da un punto di vista, poi vedremo, anche della concretezza delle azioni. Nella piccola impresa sembra che ci sia molto interesse su questo, perché in realtà i risultati poi si vedono. In questi anni sono calati molto gli infortuni. Le azioni congiunte hanno permesso di passare dal 2009 con 21.000 infortuni circa regionali agli 8.000 circa del 2014. Questo è dovuto per l'appunto allo sforzo congiunto di tutti, però l'obiettivo è quello di andare al di là, di migliorare ancora le condizioni, e questo può essere fatto anche attraverso l'adozione di modelli strategici. Questi modelli strategici sono sistemi di gestione per la sicurezza che ad oggi sono appannaggio esclusivamente delle grandi attività. Quello che sarà il nostro compito durante l'attività progettuale è quello di sensibilizzare piccole e piccolissime imprese con percorsi particolari legati a un miglioramento delle condizioni di sicurezza, all'abbattimento del numero di infortuni, alla, speriamo, riduzione delle malattie professionali in un'ottica anche di risparmio. Queste proposte, questi elementi strategici permetteranno quindi di risparmiare, soprattutto legato al costo degli infortuni, della mancata produzione, dei risarcimenti per eventuali malattie professionali, ma anche di abbattere fortemente quelli che sono i costi legati ai tassi tariffari dell'INAIL. Nella piccola impresa, specialmente nelle imprese artigiane, abbiamo i datori di lavoro e i lavoratori che normalmente lavorano insieme, per cui la sicurezza deve essere fatta in partecipazione tra le parti. Essendo i lavoratori normalmente non avendo gli RLS, hanno per via del COBIS l'RLST, che quindi gli aiuta qualora avessero bisogno, oltre al fatto di controllare con il datore di lavoro tutto quello che sono gli incartamenti, le verifiche per il proprio posto di lavoro. Logicamente, andando a controllare da una parte e dall'altra cosa sia il datore di lavoro sa e poi i lavoratori possono sapere, proprio perché il datore di lavoro lavora insieme con i lavoratori, il buon insegnamento poi viene trasportato anche ai lavoratori, perché il datore di lavoro, almeno in alcuni casi che noi abbiamo verificato, nel momento stesso che lavora con i suoi dipendenti, fa partecipare alle cose che lui ha imparato. Per cui sotto quel punto di vista abbiamo sfruttato questa situazione, perché effettivamente la partecipazione diventa naturale. La provincia di Venezia nel contesto regionale, diciamo, come è messa secondo lei rispetto all'ambiente, alla sicurezza e il controllo nelle aziende? Allora, nelle aziende abbiamo ancora qualche passo da fare, perché sicuramente non siamo indietro, però stiamo lavorando in tal senso. È un percorso che è in progress continuo, e quindi la speranza è di riuscire ad arrivare al più presto possibile, non a rischio zero perché non esiste, però a quanto può aiutare perché ci si arrivi abbastanza vicino.
Salvatore Liar, uno degli RLST della provincia di Venezia, che sono questi rappresentanti territoriali che sostituiscono quelli che dovrebbero esserci in azienda per le piccole imprese. Voi sarete il front office di questo progetto sulla sicurezza, perché avete il diretto contatto sul territorio con titolari di imprese e loro lavoratori. Come lavorerete? Ci siamo e vogliamo essere protagonisti all'interno di questo progetto, lo riteniamo fondamentale, importante, addirittura strategico. Per quali motivi? Nei corsi che noi facciamo ai lavoratori, rispettando l'articolo 37 del decreto legislativo 81, cioè il testo unico sulla sicurezza, noi mostriamo ai lavoratori delle slide. Su queste slide due sono emblematiche, una che riguarda il calo degli infortuni negli ultimi anni e giustamente i lavoratori ci dicono che il calo degli infortuni è dovuto da tante cause. La prima, la crisi che ha generato tanta disoccupazione, un secondo elemento è una presa di coscienza responsabile da parte delle aziende e degli stessi lavoratori, rispettando le norme, indossando i dispositivi di protezione individuale, una cultura, e tutto questo è vero, nel senso che anche prima della crisi c'è stato un calo, se voi controllate i dati dell'INAIL. Però la seconda slide va in controtendenza. Questa seconda slide riguarda le cosiddette malattie professionali, ovvero al calare degli incidenti, degli infortuni, compreso quelli mortali, aumentano il numero delle malattie professionali. Allora, secondo me, i protagonisti della sicurezza devono mettere il dito in questa piaga per fare in modo che parallelamente al calo degli infortuni ci sia il calo delle malattie professionali.